Dopo il crollo parziale del soffitto dell'aula quinta A del plesso Don Bosco di Favara, che stava per provocare conseguenze più gravi, passato lo spavento per alunni e personale della scuola, adesso è tempo di riflettere sul grave incidente e sullo stato di degrado in cui versano i vetusti edifici scolastici. Come dichiarato dalla dirigente scolastica, la professoressa Brigida Lombardi, il crollo nella quinta A sarebbe stato un evento improvviso e senza alcuna avvisaglia. Non c'erano infatti macchie o crepature che potessero far pensare ad un cedimento. Infiltrazioni di acqua dal tetto che invece, come documentato dalle nostre telecamere, sono visibili sia nel corridoio del primo piano sia nella classe adiacente alla quinta A. La scuola qualche anno fa è stata interessata da lavori di manutenzione al manto di copertura. Adesso c'è da chiedersi come mai gli uffici competenti non hanno verificato anche lo stato dei soffitti? Un controllo che apparentemente poteva sembrare superfluo, ma col senno di poi si sarebbe potuto rivelare di vitale importanza. Solo la misericordia di Dio ha evitato spiacevoli incidenti. Il soffitto della quinta A, infatti, è realizzato con l'incannucciato, una tecnica obsoleta, in uso negli anni in cui è stato costruito il plesso Don Bosco, quindi risale a più di 50 anni fa. La scuola è stata aperta nel 1953. Da evidenziare anche come la tipologia di tetto a copertura piana richieda maggiori interventi di manutenzione. In attesa dei provvedimenti da adottare per il ritorno all'agibilità del primo piano dell'edificio, l'anno scolastico deve comunque andare avanti e la dirigenza scolastica avrebbe già disposto il trasferimento delle 5 aule momentaneamente chiuse. La preside si sente di escludere i doppi turni nel plesso. Una classe dovrebbe restare nella scuola di Via delle Grazie al piano di sotto, mentre le restanti 4 saranno trasferite probabilmente nel plesso Domenico Savio di Via Palmoliva. Ad ogni modo i genitori lunedì mattina potranno insieme alla preside organizzarsi al meglio. È ovvio che si potranno registrare dei disagi, la preside Lombardi confida nella collaborazione di tutti.